Randaggio sardu. Sardu e che ieri papà va, se doreso. Adesso stile campitano, sempre. Allora, talento emergente della musica. Speriamo. Così dice la gente, poi non si Rapper. sa. Rapper, raga, toaster, ragamaffi, tutto quello che gira intorno alla musica. Non è un genere. Penso sia troppo semplice. Puoi dire che magari la musica si divide in generi. Io suono, canto, quello che mi viene faccio. Cosa suoni? Improvvisare. Chitarra, percussioni, tutto quello che c'è, produce un rumore. Quanti anni hai? 28. 28. E la passione per Si vede che sono maturo, no? 28 anni, no? La passione per la musica quando è nata? Ah, da subito. Da subito sicuramente, dai primi anni di vita te ne accorgi. Quando hai bisogno di uno sfogo, lo devi trovare. Chi ti ha scoperto? Adesso seriamente magari Alessandro ha creduto in me, l'anno tempo. Gli devo tanto, un fratello prima di tutto. E poi è chilo di razza, ragazzi, boom, questo è sul rap di Sardegna, brucia, o no? Tu componi anche testi, tutto fai da solo? Sì. C'è qualche testo? Ci sono tanti testi, come San Respiro. Tutti in sardo li fai oppure c'è No, anche sardo italiano? italiano, comunque alla fine il sardo è la mia lingua, l'italiano è il mio dialetto, quindi è giusto usarli tutti e due, no? Sarebbe sbagliato fare il contrario, se parlassi Quali cinese. tematiche tratti? Tematiche semplici. D'amore? No, amore non riesco a darne tanto, magari lo do a tutti e non a nessuno, però più che altro la vita noiosa che c'è qui, perché è noiosa, come vive un ragazzo della mia età, magari posso anche spaziare sul divertimento, su una dancehall dove uno vuole ballare e divertirsi. Sei soddisfatto della vita? Cosa ti dà? Cosa non Se ti piace? fossi soddisfatto non canterei, sinceramente. Perché se uno canta deve dire qualcosa, vuol dire che qualcosa non va bene. Però non so cosa Qual è la vorrei cosa che ti dà cambiare. fastidio? Sarebbe da ipocrita dire la società, però la gente a volte come si comporta. Magari vorresti tutti fossero come te e non è così. Ma è anche giusto. Cioè più siamo diversi, più possiamo confrontarci, più nascono le idee, più nasce la voglia di fare. Che cosa credi? Nella Sardegna. O in che cosa dobbiamo credere? Crediamo solo nella terra che ci ha dato vita, così rischiamo di non sbagliare, di non confonderci, altrimenti è troppo difficile dire che ci sia qualcuno o qualcosa. Io penso che sono sardo, credo nella mia Sardegna, niente di più. È la Sardegna la nostra vita, senti quest'aria, madre terra, nipoti dell'Africa, mamma anche Afrincella in Sardegna, così deve essere.